Pasqua deve essere un giorno di festa anche per i più poveri e per quanti sono maggiormente provati da questa emergenza. Lo ha voluto fortemente il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sempre in prima linea per dare voci alle esigenze dei più poveri. Con i due vicari episcopali, Don Fabrizio Favaro e Don Daniele Memo, insieme al direttore della Caritas diocesana Stefano Enzo, hanno avviato alcune iniziative concrete. Dobbiamo essere grati alla solidarietà che non si spegne nemmeno in questo tempo di emergenza sanitaria. Domenica, giorno di Pasqua, l'FC Calcio, la San Marco Ristorazione assieme alla Caritas offriranno il pranzo pasquale e il dolce a tutte le mense popolari. La Caritas ha fatto arrivare i dolci nelle carceri cittadine, nelle case famiglie, ma stiamo pensando anche a tutta la rete della Caritas diocesana, delle varie associazioni. Un pranzo di Pasqua realizzato anche grazie al sostegno del Calcio Venezia Football Club. La Caritas sta facendo uno sforzo enorme in queste settimane, distribuendo più di 200 pasti quotidianamente. E in questi giorni abbiamo attivato anche una rete tra tutte le realtà caritatevoli della diocesi nel territorio per poter aiutare in modo ancora più attento. Un'azione silenziosa ma capillare ed incisiva. I giorni della Pasqua sono giorni di grande intensità per le comunità cristiane. Anche la carità, vissuta quotidianamente, in modo particolare in questi giorni, sono un segno ancora più bello dell'annuncio